Tutti amici telespettatori, buonasera. Si ritorna naturalmente con la nostra quarta edizione nella naturalmente conosciutissima rubrica dei Cuori Solitari e questa sera vi voglio presentare una ragazza, una splendida ragazza trapanese che è in cerca del suo uomo ideale, della sua anima gemella. Si chiama Laura, ha 33 anni e viene esattamente da Custonaci, mi sembra, giusto Laura? Giusto, giusto. Da Custonaci. Allora Laura, tu sei in cerca della tua anima gemella? Sì, Dell'uomo ideale. sì. Come dovrebbe essere questo uomo che vai cercando? Sincero, Sincero. bell'uomo. Sì. Basta. Basta, l'importante è che sia serio. Cioè per te praticamente conta la sincerità, basta che un uomo per sia me sì. sincero, ti colpisce. Sì, sì. Tu hai 33 anni, giusto? Sei praticamente originaria di Trapani oppure No, di un'altra sono città? originaria di Enna, Originaria di Enna, Sì. solo che vivi a Trapani. Da quanto tempo? da 4 anni. Da 4 anni. E invece per quanto riguarda la tua vita sentimentale sei libera completamente, giusto? Sì, sì, di essere sono libera. Sei libera. Sei stata sposata in passato? Sposata e separata. Sposata e separata. Però praticamente i figli e cose sei libera da, Sì, sì, sì. da qualsiasi impegno Tranquilla. sentimentale e familiare. Per cui posto. sei solamente in cerca, insomma, di farti una nuova vita con una nuova persona, dei nuovi sentimenti, dei sentimenti sinceri, puri, giusto? A posto. Va bene. Allora, parliamo intanto della tua anima gemella, dell'uomo praticamente che noi dovremmo cercare. Parliamo dell'età. Tu hai 33 anni, che genere di uomo vai cercando? Partiamo da una base, Base, pure che ha 50 anni, non ha importanza. no. L'importante è che... Che li porti bene. No, Giusto? perché li porti bene, però l'importante è che è rispettoso, non lo so, io so così. Giustamente deve essere pure anche Ragazzi, carino, per non è cui, che... automaticamente ci potrebbe essere anche un uomo sui 40 anni, non so, 35-40 anni che potrebbe essere interessato a te. Per te va bene lo stesso, no? Sì, sì. Quindi partiamo da una base di 35 fino ad arrivare a un massimo di Massimo di 50-55. 55. Quindi dai 35 ai 55 anni. Però basta che ci mettiamo l'aspetto veramente che... Cioè, carino, logico, che si presenti bene. Carino, pure Giustamente deve mettiamo che essere, deve essere vai- adeguato anche Appunto. al tuo aspetto, perché tu sei una bella ragazza e quindi automaticamente dobbiamo cercare un uomo che sia adeguato a te. Appunto. Perfetto, questo uomo dovrebbe essere di Trapani oppure non ha importanza, magari delle No, zone no. limitrofe per te? No, da qualsiasi parte. Anche se da Mazzara, da Marsala, per te è la stessa cosa. Dovrebbe lavorare ovviamente, Sì? A posto. Tu lavori? Sì, Che lavoro fai? lavapiatti. Lavori in una pizzeria, praticamente in un Appunto. ristorante. Mm. A San Vito Lo Capo mi sembra, giusto? Sì, Baglio Da- Curtosa. Sì, al Baglio Curtosa. E da quanto tempo lavori lì? Già c'è una settimana. Ah, quindi da poco. Però abiti naturalmente sempre a Trapani, giusto? No, No, sto abiti sempre qua. Sì. Cioè lavori e abiti qua. Vivi da sola? Sì. Ti puoi spostare? Sei motorizzata? Hai la macchina? Non so. No, la macchina non ce l'ho, però ho Hai la un patente? giorno libero, sì. Per cui ti potresti anche spostare. Dico, se capitassi magari un uomo che vorrebbe conoscerti, non so, e ti desse magari un appuntamento, tu saresti capace di andarci. Sì. Magari con i mezzi pubblici pure, sì. Va bene. Laura, dimmi, che tipo sei? Descriviti. Che tipo di ragazza sei? Che tipo di donna? Cosa ti piace a te, praticamente, dell'uomo che dovrebbe accompagnarti in questo percorso? Ma sono un pochettino complicate, però sono una Complicata bella in che senso? Chiariamo Nel complicata. senso che mi piace uscire, mettiamo così, però mi piace anche stare a casa con la famiglia, divertirmi, però divertirmi sempre a un certo limite. Certo. Cioè, però ti basta. piace andare a fare serate, magari, non so, in qualche discoteca o qualche pub? No, discoteca, vabbè no. Mangiare una pizza, così sì. Sì. Sei di compagnia praticamente. Sì, sì. Ti piace, insomma, ti piace goderti la vita. A posto, Effettivamente bravo, sei una bella ragazza, per cui ancora hai una vita davanti, per cui automaticamente mi vedevo sembra che avessi- giusto che... Vabbè Laura, dimmi, come ti definisci tu? In che senso? Cioè, ti definisci una donna romantica, non so, una donna sportiva? No, romantiche ci sono, Sì. sportive ci sono Sì. pure perché mi piace come vestirmi. Fai sport in particolare? No. A parte il footing perché ti vedo praticamente sempre passeggiare, sempre camminare a piedi. Ti piacciono praticamente le sì, lunghe passeggiate? Sì, questo sì. Anche perché mantiene bene il corpo, per cui snellisce tantissimo. Per cui, È a posto. Sì, ti piace? Sono sempre in movimento, non sto mai ferma perché Certo. anche la Ma notte... deve essere così perché sennò uno praticamente poi, come dire, si Appunto. abbandona e
e si No, perde no, anche non mi quella... abbandoni, non ti preoccupare. Va bene Laura, per quanto riguarda la musica, che tipo di musica ascolti? Discoteca, Napoli, Ti piacciono le canzoni napoletane? sì. Qualcuna in particolare magari che a te piace? Carmelo Zappulla. Carmelo Zappulla, sei amante praticamente di Carmelo Zappulla, delle canzoni. E come mai? Cioè, forse la so Perché dare io una spiegazione. Perché sei una ragazza romantica e quindi automaticamente le canzoni di Carmelo Zappulla sono basate sull'amore e quindi tu automaticamente sei amante di queste canzoni. sì. Ora ti faccio una domanda molto, molto particolare. Che cos'è che ne pensi dell'amore? Secondo te l'amore vero e proprio esiste ancora? Per me sì, però bisogna sempre trovarlo. Per me, poi non lo so. Cioè bisogna trovare la persona che... La persona giusta sempre. Esatto, che ti ispiri insomma fiducia, che ti dia E tu ci fiducia. andare in affetto e in qualsiasi cosa. Perché oggi come oggi, guarda che Non esiste più, i valori di una volta sono cambiati, l'epoca è cambiata, i giovani la pensano in una maniera totalmente diversa, come sei non c'è cambiato più tu, quella serietà di una volta. come sei cambiato tu. Ma d'altro- uno si deve anche adeguare ai tempi che corrono, è normale, è una cosa normalissima. Vabbè, ti faccio la domanda praticamente sull'alimentazione. Che tipo di cibi ti piacciono a te? Io mangio uno di tutto, però poco. Il pollo Però Poco. mi piacciono cose sempre, come si dice? Sei amante Lo della carne stichine. o amante del pesce? No, pesce. Del pesce? Ti piace il pesce? Molto? Eh. Che tipo di pesce ti piace? Non so, il sarago, la spigola. Acciughe, Le acciughe, ti piacciono le acciughe? Fatte in che maniera? come fa Peppe. Ah sì? Quindi tu hai praticamente un titolare qui che è molto, come dire, mago della cucina. Sì, sì. Qui in questo bravo a ristorante dove cucinare. lavori praticamente. Sì, sì. Bravo, 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 bravo. Bravissimo. Troppo Va bene Laura, ti voglio fare un'altra domanda. Tu praticamente hai intenzioni di prolificare nel futuro? Mhm. Sì. Quanti? Ah, boh, quando non lo faccio. Però hai intenzione di prolificare, non ti vuoi fermare lì. Cioè a te ti interessa la famiglia, crearti la famiglia e fare dei figli e sistemarti per la vita. Perfetto. Amici telespettatori, abbiamo conosciuto Laura, 33 anni, una ragazza di Trapani che è in cerca del suo uomo ideale, della sua anima gemella. Per tutti quelli di voi che volessero contattarla, perché la state guardando, Laura è una bella ragazza, si presenta bene, come corpo non c'è niente da dire completamente, neanche li dimostra il 33 anni, complimenti. Per tutti quelli di voi che la volessero contattare potranno farlo, attenzione, tramite il suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Laura è qui, sta aspettando perché soprattutto si vuole sistemare, è una ragazza seria e sta cercando l'uomo della sua vita. Per cui amici telespettatori maschietti che in questo momento ci state guardando, tenete pronto il telefono e telefonate perché Laura risponderà. Risponderà perché è seriamente interessata a crearsi una famiglia, giusto Laura? Cosa possiamo aggiungere a quei maschietti che in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no? Intanto Di venire pure qua ti comunico a che il assaggiare. telefono sicuramente ti prenderà a fuoco perché sei una bella ragazza per cui avrai molti pretendenti. Vuoi dire qualcosa in particolare a loro che in questo momento ti stanno guardando? Non lo so, venire qua, mettiamo da Peppe, assaggiare pure la sua cucina perché... Allora ci È a vorrà il posto. numero, scusa. Ce l'ha, l'eliminacode ce l'ha Peppe? L'eliminacode, cioè il numero. Sì che ce l'ha, Perché a quanta gente dovrà venire? ce l'ha sì, però Vabbè, possiamo aggiungere altro? no. No. Amici telespettatori, maschietti, vi raccomando, telefonate, Laura è qui e sta aspettando al numero che state vedendo in sovraimpressione. Oh yeah!